Buongiorno, buona domenica, benvenuti da Filippo Alongi dal campo comunale Concadoro di Monreale, benvenuti alla 18ª giornata di giovanissimi under 14 regionali. Calcio d'inizio previsto per le ore 9:30, siamo con circa 15 minuti di ritardo dal calcio d'inizio previsto, ma è tutto pronto per cominciare per questa gara di oggi. Cus Palermo contro Oratorio San Cire Giorgio, Oratorio Marineo. Come dir si voglia, scendono in campo le due squadre. Oggi il Cus scende in campo con una maglia del tutto inedita, maglia bianca e blu con le magliette del Concadoro Monreale per l'occasione, mentre l'Oratorio San Cire Giorgio scendono in campo in maglia bianco-nera. Tutto pronto per cominciare in attesa del fischio d'inizio da parte dell'arbitro. Saluti tra le due formazioni con il pubblico qui schierato sulle tribune. 18ª giornata, gara che all'andata è finita per 3-3, una delle poche non vittorie dei giocatori del Cus Palermo che arrivano prima dalla partita giocata prima della pausa pasquale, arrivano da un 1-0 difficile trovato nel campo dei Delfini contro l'Avanti Tutta. Vedremo se arriverà una risposta, una reazione, una prestazione che non ha lasciato particolarmente contento mister Adeola prima della pausa pasquale. Ancora in corsa per il secondo posto il Cus Palermo, in caso di vittoria andrebbe a un punto dal Palermo che anche ieri ha vinto con tanto margine, con 10 gol di distanza dall'Avanti Tutta. Cus che ha due partite in meno rispetto alla due partite in meno giocando, contando ancora da giocare questa, rispetto alle altre squadre del girone. Di 15 partite giocate dal Cus Palermo, l'intero girone ne ha 17, tranne il Palermo che ne ha 16. Quindi in caso di vittoria tornerebbero secondi a un punto dal primato. Vedremo quando si schierano i ragazzi in campo. Siamo con 20 minuti circa di ritardo rispetto al calcio inizio previsto. Assolutamente siamo sempre puntuali nel far cominciare la gara. Prima palla per il Cus, prima palla per il Cus Palermo che andrà a mettere in gioco con Porcaro. Lascia partire il tutto, Cus Palermo alla nostra sinistra, Oratorio Marineo alla nostra destra, come detto, in maglia bianca e nera. Prima palla che sarà per il Cus, c'è stato un cambio nella battuta, andrà a metterla in gioco in Mesi, il giocatore che ha trovato il gol vittoria, il gol da 3 punti contro l'Avanti Tutta per mettere ancora la corsa. Ricordo 2 tempi da 35 minuti come il regolamento prevede, si comincia a giocare domenica. Gli sport comincia con questa gara, è il primo dei 2 appuntamenti di questa nostra domenica sportiva. E Giropalo gestione dalle parti di Ferraro, confermato ancora oggi come capitano il gruppo del CUS. Nastasi Ferraro. Gira lungo le fasce di sinistra, Tutone ritrova il posto da titolare nel CUS dopo un inizio dalla panchina nelle rotazioni trovate contro l'Avanti Tutta. Sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. In Mesi ritorna a essere servita, la palla è vacante in mezzo al campo dove spazza via l'Oratorio Marineo, permettendo di alzare il baricentro la squadra in trasferta, tornando dalle parti dell'estremo difensore Alfano. Lanci in avanti, non c'è nessuno sulla palla, solo la seconda palla che diventa buona per Sorrentino che apre lungo le fasce di destra ma torna bene sul recupero, il giocatore maglia numero 11 del Marineo, trovando però ancora una palla vacante in mezzo al campo. Occhio nel duello 3-2 sulla spinta, prima arriva Anastasi, la palla vagante, in Mesi deve pulire questa situazione, ritorna dietro con l'aiuto del suo capitano Ferraro. Nuccio gioca sui lati, Tutone. Ora occhio ai dribbling sulle fasce di sinistra, lontano rispetto alle nostre incurature. La palla è per Sorrentino, vedo che c'è stato qualche cambio sulla distinta. Interventi inizialmente era Pollara. Sarà rimessa laterale per il Marineo. Rotolo Marineo con la rimessa con le mani.
andrà a giocare Sciarabà. Ancora Marineo con le mani, Sciarabà va a lungolinea, cercando Licassi, trova sotto una palla allontanata via e torna vagante in mezzo al campo. Sciarabà non arriva, ne approfitta per andare lungo le fasce Ferrante, che punta, sterza e rientra. Altra ruleta di Gabriele Ferrante, scarica dietro e può impostare con Nastasi. Ferrante colpisce l'avversario, rimessa laterale per il Cus. Immesi, Nastasi, gestione per il Cus. La palla sembra essere terminata fuori, arriva la chiamata dell'arbitro che assegna una rimessa laterale per l'oratore Marineo che va a giocare lungo linea. Nastasi, palla alzata verso il centravanti, palla sulla corsa di Sorrentino. Corsa di Licastri, perdonatemi. Il numero 9. Raggiro palla bianco-blu. Lancio lungo verso l'area di rigore. Nuccio torna in posizione tenendosi con l'avversario. Gioca Nuccio, riesce a chiudere bene l'avversario, riesce a chiudere bene il giocatore in maglia numero 99 della Toro Marineo. Vince il duello con Zito, ora Tutone per passare sulla sinistra. L'ultimo tocco è bianco e nero, la rimessa totale sarà per i giocatori di casa del Cus. Mentre arriva forse un primo richiamo da parte del direttore di gara nei confronti del mister allenatore della Toro Marineo, un primo richiamo per mister Scro. Rimessa totale Cus. Nastasi, Immesi, gioca il Cus col pallone tra i piedi. Nastasi prova a lanciare in avanti, la palla un po' incerta, arriva prima per Sciarabà che ribatte via in mezzo al campo con la palla vagante. Zuccari insegue e qui lancia in avanti il giocatore del Marineo, giocata difficile da leggere sulla palla allontanata dalla corte. Ricorda l'andata terminata per 3-3, un pareggio lì per Marineo. Vedremo che risultato maturerà oggi al termine di questi 70 minuti regolamentari. Ricordo oggi questo è il primo appuntamento di questa nostra domenica mattina di sport. Cus Palermo contro Oratorio Marineo è la prima, mentre all'ora 11:45 è previsto calcio d'inizio per gli allievi regionali terza dicembre del Cus Palermo contro Sport Palermo, ore 11:45, quindi per chi vuole restare in nostra compagnia saremo tutta la mattinata qui dalle Comune Oncato di Monreale, sempre in live, sempre in diretta dopo un grandissimo pomeriggio portato ieri con i playoff di prima categoria. Abbiamo toccato i 150 spettatori ieri pomeriggio, augurandoci di riconfermarci in questa domenica mattina. Palla in avanti, occhio la spinta tentata dall'oratorio, non riesce a trovare i suoi Francesco Calanda, trova soltanto la presa sicura di Gabriele Alfano. Ferraro non riesce ad uscire, palla al piede delle Cus, ancora a destra, va in avanti l'oratorio Marineo, tocca Nuccio, sporca la traiettoria e va a allontanare via Zuccaro. Immesi corre a sinistra, Sorrentino torna in scivolata, il recupero difensivo avversario, riesce a lanciarsi sul pallone Danilo Ingui, capocannoniere dell'oratorio Marineo. L'arbitro qui assegna invece una rimessa tra le ragazzi in maglia bianconera. O diciamo Ingui, capocannoniere con 6 reti nell'oratorio Marineo per come inserito sulla piattaforma tutto campo, a differenza delle Cus che vede il proprio capocannoniere Biagio Pollara a 21 gol. Sorrentino in posta, la palla è per Tutone che vorrebbe girarsi in mezzo a due, ancora Giorgio Tutone. Sorrentino prova a renderla indietro, l'ultimo tocco è stato bianco-nero, l'ultimo tocco è stato l'oratorio Marineo, rimessa laterale per il Cus. Porcaro, Tutone, l'alza Tutone,
tocca ancora l'oratorio, tocca un'altra volta Danilo Ingui e altra rimessa laterale per il CUS Palermo. Tutone pensa a un cross, ci sono due maglie di sopra, non possono trovare lo spazio per la giocata, lancia sull'avversario, deviazione, palla che termina in un calcio d'angolo per il CUS Palermo. Calcio d'angolo per il CUS. Mentre noi ci lanciamo come al solito dentro l'area di rigore, ci sono 3 giocatori sulla linea di fondo del CUS sul secondo palo, pronti ad entrare ora. Il Messi dentro, non riesce a entrare la palla in rete, resta però ancora viva Anastasi, non può girarsi in qui, chiude la giocata e Messi va a cercare il primo palo, trova però soltanto un rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'oratorio Marineo. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'oratorio Marineo. Ingui prova l'uscita, palla al piede, gioca in avanti verticalizzando alla ricerca degli attaccanti. Lì c'è bene Nuccio schierato con l'aiuto di Tutone che riescono a raddoppiare e chiudere la manovra offensiva avversaria. Rimessa laterale Cussa alla ricerca dell'occasione alla quale per sbloccare questa partita già nei primi minuti. Ferraro. Largo Nastasi, vuole lanciare Ferraro, colpisce l'avversario che ha la palla, arriva agli avversari del Rotolo Marineo. Lanciando in avanti, la Corte vuole il poi centravanti, ma c'è ancora Nuccio su di lui che gli gira intorno per stappare questo possesso. Nuccio sembra aver toccato per ultimo lui, infatti arriva la chiamata dell'arbitro che assegna una rimessa laterale per l'oratorio Marineo. Mentre non abbiamo introdotto il direttore di gara, oggi designato dalla sezione di Palermo il signor Lorenzo Licari alla gestione arbitrale di questa partita. Nastasi ora a metri per andare, salire palla al piede superando la metà campo. Nastasi vuole Porcaro, non può girarsi, lo attende il capitano avversario, la palla ritorna dalle parti di Messi che apre tutto a sinistra e riesce a prendere ampiezza verso Giorgio Tutone. Tutone va dentro, anticipo per Porcaro, la palla non viene contenuta da Sorrentino, Zuccaro appoggia e Messi prova a scavalcare l'estremo difensore avversario, trova soltanto però un rinvio dal fondo per l'Otoro Marineo, ci ha provato subito in Messi a superare il portiere, trova però un rinvio dal fondo. Nastasi accompagna fuori, è rimessa laterale per il CUS. Nastasi in Messi. Dieci minuti sono già andati, siamo al decimo del primo tempo, occasione a quella che passa tra i piedi di Messi per sbloccare la partita. Si resta però ancora sullo 0-0 di questi primi 35 minuti di gioco. Ricordo partita valida per la 18ª giornata di Giovanni Under 14. Nuccio tocca per ultimo, alta rimessa laterale ancora per l'Oratorio Marineo. Altro tocco prima che la palla termini fuori, questa volta toccato per ultimo un giocatore del Marineo. La rimessa laterale sarà per il CUS per ritornare a possesso dentro la propria area di rigore. Nastasi, palla non semplice da contenere per Zuccaro, ma riesce comunque a mettere giù e giocare col pallone tra i piedi. Zuccaro, Nastasi, un'altra volta Nastasi, ed eccolo trovato qui ora in Messi, lanciando in avanti verso la corsa di Ferrante, chiuso, fermato all'ingresso dell'area di rigore dal capitano avversario Pietro Sorrentino. Lancia in avanti, sembrava essere però in netto fuori gioco, è arrivata infatti la chiamata dell'arbitro. Qui rischia un po', anche nel calciare in porta, l'attaccante all'oratorio rischia un po' di prendere un potenziale giallo. Arriva però puntuale la chiamata del signor Licari, fuori gioco. Ripresa del possesso per il CUS. Ferraro, Tutone, toccato per ultimo
un'altra volta Zito. Rimesso tra le per il Cus già giocata. Ferraro. Porcaro anticipato da Sorrentino. La palla ritorna dalle parti di Alfano. Alfano. Nastasi. Gioca, gira palla il Cus. Oggi in questa maglia inedita. A due strisce bianche e blu. Con la maglia del Concadoro Monreale. Dai tempi, Concadoro Monreale. Conosciamo bene la società. Ormai città di Monreale. Collaborazione già da 2 anni con l'ITV La Voce del Campo. Prova a girarsi in quello spazio. Maniscaldi non riesce a farlo. Ora in avanti Nuccia ancora. Lì dove c'è o Tutone o Sorrentino. La palla ritorna per la gestione di Ferraro, del capitano del Cus, che vuole salire con la palla tra i piedi. Ferraro. Tutone. Sorrentino si guarda intorno. Deve soltanto scaricare dietro. Ed è questa la giocata cercata dal 20 del Cus. Porcaro non la tiene qui, non riesce a tenerla, poi tocca per ultimo in Messi. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'oratorio Marineo. Sesclo invita ad alzare il baricentro, ora dei suoi, trovando però la giocata corta comunque su questo rinvio al fondo lungo le fasce opposte alle nostre inquadrature. Nuccia ancora un'altra volta bene sull'anticipo. Tutone. In Messi vola un dribbling, copre il pallone, arriva comunque il contrasto avversario, la palla resta ancora bianca e blu. Zucchero, calcia da fuori! Arriva il gol di Zucchero, il gol dell'1-0, il Cus al 14esimo la sblocca col destro dalla distanza di Zucchero, il rimbalzo forse beffa un po' la scelta del portiere, la palla termina in rete, la insacca in gol Zucchero, trova il gol che vale, l'1-0, Cus Palermo 1, Oratorio Marineo 0, dopo 14 minuti la sbloccata Zucchero con il destro dalla distanza. 1-0 per il Cus, è arrivato il gol dei padroni di casa dopo 14 minuti. 1-0 Cus Palermo prima del primo quarto d'ora di gara. Il gol di Zucchero a sbloccare la partita. Ferraro, orizzontalmente da Anastasi. Anastasi per Zucchero, altro numero, la palla però si allunga e viene gestita meglio dall'Oratorio Marineo, ma per poco, con Porcaro che la viene a riprendere. Porcaro, ora ancora sulle fasce, non riesce a passare, va giù, l'arbitro chiama un fallo. L'arbitro chiama un fallo, forse cade nella trappola qui di Porcaro. Calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, andrà a battere Maniscaldi. Cus che resta in avanti dopo il gol trovato da Zucchero, che ha aperto di fatto le marcature. Tutone prova ad andare direttamente in porta, il gol di Tutone, eccolo trovato in mancina a girare sul secondo palo da calcio di punizione. Il Cus raddoppia dopo un minuto sulla firma stellare di Giorgio Tutone. 2-0 Cus raddoppia con una magia di Tutone. Mancino sul secondo palo che risulta imparabile per estremo difensore avversario. Tutone torna dal primo minuto e torna al gol. È 2-0 per il Cus, ha segnato Giorgio Tutone. Eurogol, il gol della domenica di Tutone. È 2-0. Cus dopo 16 minuti. Zucchero e Tutone nel giro di 2 minuti a mettere il 2-0 in casa Cus. Vogliono trovare il risultato, una di 3 punti dopo la gara complicata. È andata per 3-3. Il Cus comunque ha istantato bene la partita questa domenica mattina di sport sui nostri schermi. Tutone. Zito insegue, l'ultima deviazione è stata da parte del giocatore maglia numero 4 dell'Oratorio, rimessa laterale per il Cus Palermo.
Eurogol, cose Eurogol della domenica. Rimessa tra le cusse. Tutone. Atteso dalla maglia bianconera, atteso dal giocatore numero 10 dell'oratorio. Tocca per ultimo Mastro Paolo. Sorrentino, corto per Zuccaro, controllo un po' lungo, va in marcatura l'avversario, la palla ritorna per la buona da Ferraro, che era l'ultimo uomo del CUS, se ne libera giocando da Anastasi. Calcio da fuori in Messi, arriva la presa in due tempi, altro tiro verso lo specchio della porta. It's ok. E lancio lungo alla metà campo. Ferrara a vuoto. Occhio, qui Nuccio rischia sulla marcatura avversaria, però riesce a tenere benissimo la posizione. Cercando l'uscita con la palla a tre piedi, trovandola in maniera perfetta con l'aiuto di Tutone. Grande disimpegno di Nuccio su Zito alle spalle che arrivava a rincorrere. I Messi se la perde, una zona complicata dove l'oratore può ancora andare. Tocca Ferraro, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, oratorio Marineo dalla bandierina di destra. Calcio d'angolo, Marineo. Siamo al 19esimo del primo tempo, poco oltre la metà. In questo primo tempo di gioco, calcio d'angolo hanno battuto in maniera complicata da leggere. Ciarabba prova a fermare l'altro numero 11, prova a fermare Ferrante che apre sul lato opposto Sorrentino che riesce a passare bene sull'avversario. Sorrentino ancora con gamba concorsa. A rincorrere va Badagliacca. Sorrentino contro Badagliacca. Vuole puntare, vuole il dribbling sulle 7. Ancora Sorrentino, sterza, rallenta, rientra sul destro e gioca al limite alle parti di Ferrante che prova il mancino da fuori, trova però Varimaglia a fermare la prova conclusione. Zito. Controllo lungo, la palla ritorna per Zito, vuole arrivare su questa imbucata, c'è sicuro Alfano che va sicuro sulla presa. Ventesimo del primo tempo, un quarto d'ora alla fine della prima frazione di gara. È 2-0 per il CUS sui gol di Zuccaro e Tutone. Nastasi. Ferraro. Cambia tutto a sinistra dove c'è Giorgio Tutone. Tutone deve andare, passa bene sul primo ancora, continua a inseguire su quel lato Badagliacca. Tutone vuole il cross, direzione di Badagliacca, la palla termina fuori in un calcio d'angolo per il CUS Palermo. Calcio d'angolo CUS. Calcio d'angolo CUS a battere dalla bandiera di sinistra si presenta in Messi. Cross in mezzo, buona la palla sulla zona centrale, c'erano pochi giocatori al CUS però schierati in quella zona, ora prova il contropiede l'oratorio Marineo. Occhio la palla lunga in verticale, Alfano buon anticipo e lancia coinvolgendo Ferrante sulla manovra offensiva. Ferrante vorrebbe metterla sulla testa dell'avversario ma resta attento e di testa colpisce quando dalla via rimessa laterale CUS, già battuta, un po' lenta. Buona per la corte che va in anticipo, trova ancora Sorrentino, trovando tra le linee benissimo così Zuccaro, dribbling non trovato, palla al capitano Sorrentino dell'oratorio Marineo, Pietro Sorrentino. In Messi calcia sull'avversario, la palla poi rimbalza, Alfano attende che entri in area di rigore, questa palla va in presa sicura. Porcaro anticipato.
La Corte non arriva, ci pensa il compagno a portare e spingere sulla fascia di sinistra, dopo spingere ancora l'Oratorio Marineo, ma la palla sembra essere lunga, non arriva. Attaccante bianconero, rinvio dal fondo per il Cus. Rinvio dal fondo Cus Palermo. Palla leggermente lunga sull'arrivo sulla corsa di Francesco Calandra. Rinvio corto di Alfano che va dentro la prova di rigore a Zucchero che si abbassa la playmaker per dare una mano in fase di uscita. Sbaglia qui Ferrari, il tocco risulta buono per l'Oratorio Marineo, ma recupera meglio in Messi in mezzo a due maglie avversarie bianconere. Sorrentino, bene così nell'imbucare, la palla è corta per il Messi, sarà lunga lui. Su un controllo leggermente incerto, Anastasi con calma, due tocchi e va a destra, Maniscaldi, gli sovrappone Ferrante, lo va a servire, premiare sulla corsa, non riesce però a trovare. La palla termina fuori, rimessa alla trave per l'Oratorio Marineo. Maniscaldi trova Zucchero in mezzo, la palla è per Messi che apre benissimo a destra, trova il corridoio sulla fascia per andare dalle parti di Ferrante che intanto vuole puntare, è un mancino, va sul fondo ancora, Ferrante entra in aria, prova addirittura il tiro in porta, trova il tiro sul primo palo Ferrante, ma trova anche un ottimo intervento del portiere a ribattere viene un calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo Cus Palermo, a battere va Tutone, pronto col mancino a girare sul secondo palo come ha già fatto sull'azione del gol. Tutone va proprio sul secondo verso Ferraro che ci crede poco su questo colpo di testa, lasciando scorrere dietro. Zucchero mette sul palo lontano, la palla è per Tutone, si gioca da una fascia all'altra, Tutone vuole passare, insiste dentro l'area su Ceraba, triplicate, Sorrentino tocca per l'ultimo dal contrasto decisivo per togliere dall'aria, provando il contropiede della transizione offensiva dell'Oratorio Marineo. Zito, cercata ancora Zito sul tocco di ritorno, è sicuro, attento, qui Maniscaldi a non far passare nulla. Tutone, circa 10 alla fine del primo tempo, è 2-0 per il Cus Palermo. Sorrentino, numero, giocata di Sorrentino, poi viene fermato sul successivo giocatore marcato su di lui. La Corte. Di testa ancora la Corte, Sciarab in fuorigioco. Arriva la chiamata puntuale da parte dell'arbitro, fuorigioco il giocatore mai numero 11 dell'Oratorio Marineo. Possesso era per il Cus. Ferraro. Fermato. Sull'intervento di scivolata di Daniele Ingui. La palla torna ancora per il giocatore di maglia bianca e blu del Cus. Tutone. Sorrentino è in partita oggi. Sorrentino ha fatto vedere con dei colpi anche con tanta gestione tranquilla col pallone a tre piedi, mentre in panchina nel Cus Palermo è arrivato anche il direttore sportivo del settore giovanile del Cus, Andrea Bruno. Tiene d'occhio questo gruppo in vista di una stagione di un'annata importante che si terrà l'anno prossimo, nell'ingresso negli Elite per i giovanissimi under 15 del Cus Palermo. Ma ancora siamo alla 18ª, c'è un finale di campionato tutto da vivere per vedere se arriverà il risultato per cui stanno lavorando questi giocatori e restano attaccati al secondo posto, un punto dal Palermo che non sbaglia. Tutone, calcio sull'avversario, si accontenta, guadagna un calcio d'angolo qui Giorgio Tutone, calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo per il Cus Palermo, battere sempre in Messi da quel lato. Gerarchie stabilite, in Messi dalla sinistra, Tutone dalla destra per i calci d'angoli. In Messi va al centro, Tutone salta ma non colpisce, la palla arriva
sul lato di destra, Zucchero che ora può provare a mettere in mezzo, invece no, preferisce tenersi questa rimessa laterale. Maniscaldi cerca in Messi, la palla rimbalza, torna buona per la gestione del Cus. C'è una leggera trattenuta di Messi ai danni dell'avversario di lui, ai danni di Dani Lengui. Fallo e calcio di punizione per l'oratorio marineo in questi ultimi minuti del primo tempo. Sicuro Nuccia ancora. Zucchero passa centralmente, ha lasciato libero di portare palla in quella zona, troppo libero, poi forse ora una leziosità di troppo che non porta risultato nell'andare a cercare il suo attaccante Ferrante. Sciarabba corre a sinistra, su di lui Nastasi vuole tornare, mette il corpo, difende, se la viene a riprendere benissimo Nastasi, guadagnando pure la rimessa laterale per il Cus. Mastro Paolo sbaglia il tocco, Ferraro ne approfitta, gioca con la sola e imposta verticalmente la Porcaro che viene incontro, pronta a smistarlo questo pallone. Ma fallo commesso da Porcaro, forse si è aiutato con una mano, e questo è quello che indica il signor Licari. Calcio di punizione per l'oratore marineo. Lancia in avanti, vola, rimane Porcaro, anticipa Sorrentino, ci arriva Porcaro con velocità su questa palla, ci crede fino all'ultimo, se la viene a prendere la punta. Porcaro entra in area, sterza un attimo, dietro disponibile Maniscaldi, col destro va raso a terra, palla incerta nel cercare Ferrante, ma resta buona ancora per Zucchero che calcia ancora da fuori, ribattuta laterale, calcio d'angolo per il Cus Palermo, 6 alla fine del primo tempo, calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo, Cus Palermo sempre in Messi da quella da battere. Questa volta c'è pure Sorrentino corto. Vediamo se arriverà una battuta corta e così. Sorrentino. Destro deviato, vuole andare incontro per l'allenatore marineo. Non paga questa scelta sullo schema corto da calcio d'angolo. Nuccio, sempre attento, sempre in posizione. Ribattere e mandare fuori. Rimessa per l'oratorio. Nuccio contro Zito. Intanto la tiene Zito. Tenta di passare su due maglie avversari. Messi va marcato l'ultimo a toccare. È stato proprio in Messi. Mezz'ora esatta di gara. 30 minuti spaccati sul cronometro. 5 alla fine di questo primo tempo regolamentare. Sorrentino. Gioca corto verso Zucchero, il giocatore che ha sbloccato questa partita. Poi col gol successivo di Tutone, ma nel raddoppio il giocatore in mister Adeola. Zuccaro. Ce l'ha lui sulla gestione. Zuccaro prende ampiezza sui lati, prova a prendere ampiezza sui lati. Prima deviazione, poi la palla arriva a Maniscaldi. Con Ferrante ben proposto, lungolinea. Ferrante Gabriele. Trova il numero, trova il dribbling. Ancora Ferrante, entra in aria. Ferrante, non c'è nessun secondo palo che si infila, la palla arriva a Tutone che prova una giocata di prima, svirgola un po'. La palla arriva in Messi. Prova a prendere le misure con la porta ancora in Messi. Alto di poco sulla traversa, però rinvia al fondo. Rinvia al portiere per l'oratorio. Sciarabba la palla uscita. Zucchero. In Messi, Ferraro. La palla arriva a sinistra su un lancio preciso, perfetto per Giorgio Tutone. Tutone. Mancino in mezzo, Porcaro anticipato da Sorrentino sullo stacco di testa. Ancora oratorio marineo che sbaglia il tocco per andare in avanti. Solo due giocatori bianconeri oltre la metà campo. Recupera il Cus, Ferrante.
Ancora Ferrante, bene, su due maglie avversarie, Maniscaldi, deviazione, Messi, calcio da fuori, presa sicura su un tiro di Messi, il terzo tiro diretto verso lo specchio della porta, trovato dal 4 del Cus Palermo. Zucchero. Bravo Paolino. Zucchero ancora, in Messi, tocca e basta, Porcaro. Non arriva la palla, ritorna tra Sciarabba e Nastasi, di testa colpisce Nastasi. Maniscaldi, Zuccaro, arriva corta in Messi per aprire bene sui lati di destra, l'idea buona, la palla leggermente corta, prova il tiro Zuccaro, schermato, ribattuto dall'intervento al contrasto di La Corte, l'ultima deviazione sarà bianco e blu, è rimessa da tale pallavolo Marineo a un paio di minuti alla fine del primo tempo regolamentare. Rimessa laterale Marineo. Se la perde in Gui, fallo però commesso poi danni di Porcaro, fallo commesso sull'attaccante in maglia numero 9 del Cus. E calcio di punizione, Cus Palermo. Si presenta in Messi da quella mattonella, pronto a sfidare il portiere. Che lascia la battuta, però la concede a Sorrentino, vorrà battere il 20. Mentre viene richiesto uno schema da mister Adeola, toccherà Tutone per permettere il tiro di Sorrentino. Siamo riusciti a decifrare questo. Tutone lascia per Sorrentino, come detto calcia forte in porta verso il primo palo. Funziona lo schema del Custo, non trovano il gol grazie a un grandissimo intervento del portiere avversario. Ora ripartenza. In avanti il Custo, imperfetto, Maniscaldi, tocca e basta appoggiandola verso Ferraro, che riesce a mettere una pezza, servendo poi Alfano. Tutone, volo il numero, non riesce. Lui contro Mastro Paolo. Giorgio Tutone. Nuccio. Nuccio poi va a trovare Zuccaro, verticale, perfetta per la corsa di Porcaro mentre corre Sorrentino. Porcaro per il 3-0 ed eccolo che arriva il 3-0 Cus Palermo. Zuccaro oltre il gol, serve anche l'assist sulla corsa di Porcaro che ha tuberto col portiere, non fa complimenti e mette in gol. 3-0 per il Cus, 3-0 Cus Palermo. Allunga ancora di più il vantaggio. Porcaro, 3-0 Cus Palermo. Zuccaro serve l'assist, Porcaro corre sulla verticale servita dal compagno. Tubertu col portiere non fa complimenti, 3-0. Mentre Boba star così finisce sul gol di Porcaro questo primo tempo di gioco, finisce sul 3-0 per il Cus. A tra poco, appena inizierà la seconda frazione di gara.
Pronti per riprendere, eccolo che è il fischio puntuale da parte del signor Licari che manda sull'avvio la gara per questo secondo tempo. Cus Palermo 3, Oratorio Marineo 0, come abbiamo ben introdotto e ben presentato durante i primi 35 gol trovati da Zuccaro, Tutone e Porcaro. Nel primo tempo c'è qualche piccolo problema di linea, di latenza, che permette alla live di essere 10 minuti dietro. In questo momento la live vede ancora il primo tempo al 31esimo, mentre noi già siamo all'inizio del secondo. Ora giro palla, gestione dalle parti di Alfano, non sembrano esserci stati cambi all'intervallo da nessuna delle due parti, no? Restano gli stessi 22 del primo tempo, 3 a scaldarsi nelle cusse, mentre 2, anzi no, pure 3 nel Oratorio Marineo. Ok, la palla per Ciarabba, deve uscire Alfano, gli chiude lo specchio della porta, gli nega il gol, l'Oratorio Marineo, gli nega il gol a Ciarabba. Corre Zucchero, ha trovato un gol e un assist al primo tempo. Zucchero ancora. Vuole aprire sulla destra, non arriva a destinazione il passaggio, si ritorna ancora sul pallone bianco-blu del Cus Palermo. Sorrentino c'era sul destro, vuole calciare, ha cercato di mettersi in proprio col tiro dalla distanza, c'era Tutone disponibile sulla fascia, preferisce il tiro e non arriva poi in porta. Nuccio, portalo giù senza fallo, ora corre Zito sulla destra, Ferrara a contrasto, la palla resta tra i piedi del 99, adesso un po' incerta, dove Tutone se la viene a prendere con cura sulla corte. Giorgio Tutone, altro numero, si accentra. Tutone in buca dentro, la palla è buona per il 20, Sorrentino col portiere fuori dai pali, esce in scivolata e riesce a chiudere, calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo Cus, a battere va Tutone da lì. Tutone lancia sul secondo palo, salta Ferraro, non colpisce, prova a riprenderla ancora il capitano del Cus che si gira provando un numero, attento a chiudere l'avversario su di lui, cross in mezzo, occhio alla deviazione a metà tra il volto e le braccia del difensore dell'Oratorio Marineo. Arriva poi la presa successiva da parte dell'estremo difensore che pensa al lancio in avanti verso Zito. Nuccio su di lui ancora attento in marcatura. Immesi, manca solo il gol al 4 del Cus di Immesi che ha provato più volte ad andare in rete a primo tempo. Sfortunato. Sorrentino. A sinistra la Tutone, ancora Sorrentino, in buca centralmente, la palla è per Porcaro, autore del terzo gol del Cus. Ferrante! Alto il tiro di Gabriele Ferrante, rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per l'Oratorio Marineo. Zuccaro, Tutone. Tutone a metà tra un tiro e un cross, la ribattuta è puntuale per Porcaro che ne approfitta di una mancata presa per metterla in rete al posto giusto al momento giusto. Porcaro segna il gol che vale il 4-0, doppietta personale di Porcaro, segna Porcaro. Tutone va in porta, il portiere ribatte corto e Porcaro arriva subito e puntuale con voglia di far gol per la doppietta personale. 4-0 per il Cus. 4-0 Cus Palermo, riesce a sfatare il risultato dell'andata il Cus, salvo sorprese. Difficile però pensare a delle sorprese su questo risultato. Porcaro trova 2 gol e lascia il campo dentro Lovasco e dentro Fabio Amato nel Cus. Ecco arrivati i primi 2 cambi, fuori Zuccaro e fuori Porcaro, autore di 2 gol Porcaro, un gol, un assist e Zuccaro lascia nel terreno di gioco dentro Amato e Lovasco. Ci siamo. Quinto della ripresa. Cus 4, Oratorio Marineo 0.
Nastasi è ora disponibile, trovato in mezzo al campo. Potremmo il numero 14, la prima palla toccata Francesco Nuzzo, è entrato in campo pure Nuzzo, quindi in questo slotto di cambi segniamo l'ingresso in campo anche di Nuzzo. E rieccoci. Nuzzo non la tiene, la palla risulta buona ancora per l'Orotoro Marineo. Mentre si lancia in avanti, Ferraro va sicuro sull'uscita e Tutone la tiene bene, Giorgio Tutone. Ferraro. Zito. Rientra Zito, su di lui c'è Fabio Amato, bene, quindi nel passare riesce a ritrovare il 18 Fabio Amato al primo recupero del suo ingresso in campo, una delle specialità delle 18 del CUS Palermo. Imbucata verso Lovasco, palla perfetta di Ferrante, col tocco sotto a scavalcare la difesa. Lovasco trova un grande intervento del portiere, ma se la va a riprendere un'altra volta Lovasco, intanto con fame. Nuzzo. Ora Sorrentino. C'era sul destro, pronto per calciare, forse lo spazio è chiuso, la palla arriva a Nuzzo che calcia lui. Incursione che termina però di poco larga, rinvio al fondo. Rinvio dal portiere per l'Orotoro Marineo. Nastasi. Lovasco prova a passare, lì viene fermato dalla chiusura avversaria. La palla sulla corsa di Zito. Fuori gioco però, arriva la chiamata del signor Licari. Fuori gioco di Zito. Tutone. Corre Giorgio Tutone. Ho libertà di puntare sulla fascia di sinistra, autore di un secondo gol fantastico Tutone. Ora gran traversoni, non riesce a sfruttare questa volta però Ferrante. Maniscaldi sbaglia qui, Mastro Paolo va in lettura cercando Sciarabba. Palla larga, sfortunato nel non riuscire a tenere qui l'11 dell'Orotoro Marineo. C'è cambio nel Marineo intanto, ma la prossima. Amato cambia tutto. Tutone. Giorgio Tutone. Deviazione. Deviazione di Badagliacca. Sarà calcio d'angolo in favore del CUS Palermo. Calcio d'angolo CUS Palermo, c'è cambio. Nell'Orotoro Marineo, fuori in maglia numero 9. Licastri. Buongiorno. Dentro il suo posto Follari in maglia numero 6. Cross in mezzo, teso su Amato. Cross forte, teso, Giorgio Tutone. Altro gran cross messo dal setter LQS e mette in condizioni ai compagni di rendersi pericolosi in aria. Pronto a ripetersi. Tutone va profondo questa volta. Nuzzo ora. Nuzzo scarica, la palla è buona per Maniscaldi che cerca di andare dentro. Giorgio Tutone deve puntare, passa ancora Tutone. Forse usa troppo le braccia, finisce per commettere fallo. Fallo commesso da Tutone, fallo commesso ai danni del set avversario. Corretta qui la scelta del signor Licari nell'assegnare un fallo all'esterno d'attacco del CUS. Calcio di punizione, Orotoro Marineo. Fabio Amato allarga tutta, apre sulla faccia di Ferrante, mentre copre bene qui l'uscita del pallone. Il difensore sulla marcatura di Cannella è rimessa laterale per l'Oratorio. Decimo della ripresa, 25 alla fine, 4-0 per il CUS sui 2 gol trovati da Porcaro, Zuccaro e poi Tutone.
Siamo al 45esimo totale. Zito, ritorna benissimo ancora Fabio Amato. Tutone vorrebbe un dribbling messo giù senza fallo. Secondo il signor Licari sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. Mentre prepara 4 cambi il CUS. 4 cambi, Scaccianoce, Pollara, La Barbera e Cinefra. Con 25 minuti a disposizione per esprimersi al massimo. Quindi, dentro Scaccianoce. Fuori Nastasi, fuori Maniscaldi, fuori Ferraro e fuori anche Ferrante al posto di Pollara, Scaccianoce, Cinefra e La Barbera. Eccoli i cambi. Ecco il pallone toccato dalla Barbera. Ferraro resta in campo, sarà tolto la fascia come se dovesse uscire, invece resta il terreno di gioco. Cinefra, che ha trovato una partita non semplice, non felice contro l'Avanti Tutto, sostituito dopo pochi minuti alla metà del primo tempo contro l'Avanti Tutto prima della pausa pasquale. Vedremo che tirerà fuori uno dei giocatori più osservati di questo campionato, complice anche la stazza fisica imponente alla sua età. Cinefra è quello che cerca di cavalcare, va a salire per la palla verso Nuccio che va a lungolinea. Nuccio Sorrentino non riesce ad uscire ancora l'oratorio Marineo, la palla ora va sulla corsa di Pollara. Biagio Pollara entra nella prima palla toccata, cerca già subito l'assist per Lovasco. Al primo pallone di Biagio Pollara prova a trasformarlo in un assist. Scaccianoce ora. Scaccianoce, raso terra in mezzo, Amato! Ha avuto 2 volte in un'azione l'occasione per fare il 5-0 il CUS. Amato forse colpisce male, colpisce troppo sopra il pallone. La Barbera deve ancora prendere le misure con la partita. Zito, su di lui ritorna la Barbera. Ancora Zito, portalo sull'esterno, posizione complicata. La Barbera lì riesce a chiudere. Nuccio, corre Nuccio, a sinistra larga verso Pollara, orienta il controllo ed è pronto a puntare. Quello qui, Biagio Pollara. Rientra. Ancora Pollara, vuole un tunnel, un numero, non riesce a realizzarlo al massimo. Badagliacca. Tutti gli attaccanti dell'oratorio in netto fuori gioco. È arrivata la chiamata dell'arbitra. Fuori gioco sia di Ciarabba che di Zito. Ben oltre la linea difensiva. Arriva la chiamata dell'arbitro. Oggi una gara di grande attenzione. Il direttore di gara, nessuna sbavatura, ma nemmeno, cioè dire, nessun episodio troppo particolare. Arriva una gestione arbitrale ottima e coerente del signor Licari in questi primi 50 circa, in questi primi 49. Nuzzo. Cinefra. Corre a destra mentre si propone, scaccia, non c'è lungolinea. Cinefra. Arriva al limite, prova ad andare dalle parti Lovasco, ci riesce a essere servito Lovasco, poi cerca il tiro in porta. Deviazione bianconera, ancora Scaccianoce, palo pieno colpito da Scaccianoce in palleggio Pollara, si diverte col palo a 3 piedi ora. Palo pieno colpito da Scaccianoce, si meritava il gol, il 19 del CUS. Amato orienta benissimo il controllo per andare in porta, ribattuta, Lovasco sul portiere Lovasco sul tapin, c'era fuori gioco però. Fuori gioco di Lovasco e gioco fermo. Ancora occasione a gol nel CUS, sono entrati i pezzi forti anche dalla panchina, quindi il CUS ora è ancora di più offensivo rispetto a un avvio in cui hanno già trovato 4 gol, quindi figuriamoci, sono ancora di più offensivi.
Ribattuta Pollara, si coordina per calciare al volo con il destro, schiaccia un po', il portiere blocca. Cinquantesimo e 20 alla fine, primo quarto del secondo tempo, soltanto Kus. Scaccia Noce. Tocca Cinefra e basta, anticipo su Zito, benissimo Ferraro ancora sull'attaccante Zito, ma il numero 99 dell'Allenatore Marineo. Riccardo Scaccia Noce, va dentro, Lovasco vuole prolungare con il tacco, forse non tocca, ma rimessa laterale. Rimessa laterale per il Kus. Grande l'imbucata, Nuccio dentro, vuole il colpo di testa in tuffo Lovasco. Non riesce a colpire bene per mandarla in porta, rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere dell'Oratorio Marineo. Lancio circa da tre quarti, Amato di testa, bene anticipo, Scaccia Noce, calcia da fuori Riccardo Scaccia Noce. Rinvio dal fondo. Rinvio dal portiere per l'Oratorio. Lancia in avanti. C'era anticipato la Cinefra. Scaccia Noce, Cinefra ancora, vuole spostarla e puntare ancora per zone centrali. Prova a lanciarsi, non riesce. E ora Ferraro. Tenta di allargare a destra, Ferraro non trova Scaccia Noce, ma una chiusura avversaria. Alla che rimbalza, metà, Cinefro zitto, mette il corpo davanti Cinefra, non può girarsi ancora sul primo tocco e quindi deve resistere, arriva il raddoppio di due mogli avversari di Zita e di Sciarabba. Cinefra vince il duello su due avversari. Fabio Amato. La Barbera, sguardi in avanti e palla per Lovasco. Che corre e punta, Lovasco, pronto a aprire il destro, riceve l'assist, Pollara, controlla e calcia, tutto il tempo per trovare il gol, non poteva mancare la firma di Pollara e fa il 22esimo della sua stagione, Lovasco serve l'assist, Pollara trova il gol, l'ennesimo ancora della sua partita, più gol che partite giocate oggi per Pollara, 22 stagionali, 5-0 Kus. 5-0 Cus Palermo. 5-0. Ciao Maurizio. Buona domenica. ...5-0 Cus, gol di Pollara. Mentre fuori Zito nell'Oratorio Marineo, dentro al suo posto in maglia numero 19 Alessandro D'Amico. Amato chiude, la palla è buona per il Cus Palermo, 5-0 dopo il gol di Pollara, che porta ancora palla. Viaggio Pollara, ha bisogno di gol per arrivare in vetta alla classifica bomber di questo girone. Si dista 2 gol rispetto al primo in classifica capocannonieri. Ora vi comunicherò io tutto come sarà. Occhio alla nota ripartenza, corre Sciarabba sulla fascia di sinistra cercando di imbucare verso l'appena entrato attaccante in maglia numero 19 D'Amico. E possesso Cus ora. Dicevo, Pollara quota 22 gol, Tegnini a 24 del Gonzaga. Si tolgono 2 gol sulla classifica capocannonieri. Ma stai scherzando? Nuccio, la Barbera. Cambia gioca a cercare Sorrentino, non c'è Nuccio.
rimessa laterale per l'Oratorio. Ah, Vito, non l'avevi riconosciuto? Alario vuole andare in mezzo, la palla è a metà, è buona solo per il Cus che sta venendo a riprendere con Fabio Amato, scaccia a Noce. Gestione di Nuzzo, trova, almeno cercava Pollara, anticipato bene qui Biagio Pollara, se la va a riprendere però Sorrentino apre il destro, vuole il gol anche lui, non glielo concede l'estremo difensore dell'Oratorio Marineo, calcio d'angolo dalla sinistra. Calcio d'angolo Cus Palermo a caccia del gol pure Sorrentino, quando mancano 14 minuti alla fine e già sono pronte le due squadre della prossima partita, sono già pronti Cus Palermo e Sport Palermo per un altro appuntamento sui nostri schermi. Ma ancora ci sono 14 minuti da vivere per questa gara con il Cus che resta attaccato a -1 dal Palermo. No, ora sono da banchino. Cross al centro, cercare lo Vasco, allontana Donatorio Marineo. D'Amico Sciarabba, intanto la prende Sciarabba che lancia nel tentativo di andare sulla corsa di D'Amico, provando a sfruttare la freschezza, la palla è troppo lunga, c'era Ferraro lì ben favorito sull'arrivo, riesce a trovare anche l'uscita palla al piede. C'è per una leggera spinta e calcio di punizione, giallo per D'Amico su questa spinta. Giallo per il fallo su Ferraro. Ci capita, beh. Lo assumiamo. Tu che sei rappresentante, faccia parlare. E ci fa un contratto. Una bella relazione. Una recensione, un'ottima recensione. La Barbera. La Barbera vede dove andare, c'è a sinistra disponibile Nuccio, va centralmente bene per Amato, eccolo qui che è il momento di Nuccio. Gioca bene trovando il terzo uomo, il Cus Palermo. Nuccio va in mezzo, Amato non trova la porta, la palla arriva poi a Biagio Pollara che ha le spalle alla porta e lo scarica inevitabile. Nuzzo, destro forte di Nuzzo, arriva al 6-0, il gol pure di Nuzzo, il gol del 6-0 del Cus, segnato Nuzzo raccogliendo questa palla sullo scarico di Pollara, gol e assist per Biagio Pollara, mentre Nuzzo trova anche la firma, gol del 14, gol del 6-0 per il Cus Palermo, è arrivata la firma di Nuzzo, il secondo gol di un subentrato nel Cus, oltre a Pollara c'è anche la firma di Nuzzo. 6-0 Cus, ha segnato Nuzzo. Dentro Francesco Nuzzo. 58esimo. Amato. Scacciano, ci guardava, aveva un numero non permesso da Sciarabba. Fabio Amato va tutto a sinistra verso Nuccio. Nuccio corre sui lati, ancora grandissima prestazione oggi di Nuccio, veramente sul binario di sinistra, grande attenzione in fase difensiva e quando serve anche pronto a proporsi in fase offensiva come sta facendo ora. Pollara in mezzo a due passa, trova il numero con la serpentina e Biagio Pollara, cross dentro, nessuno arriva a metterla in porta. Ferraro, Sorrentino aggiusta, va sul secondo palo ancora Sorrentino, dietro disponibile Nuccio, forse perde il controllo, prova a tenerla ancora Sorrentino, non riesce a sfruttare qui la manovra. Va giù lo Vasco, un po' di confusione dentro l'area di rigore, la ritrova Nuccio che mette in mezzo, chiude bene il Oratorio Marineo quando mancano 10 minuti alla fine di questa partita. Questo secondo tempo regolamentare, vedremo se c'era il recupero da parte del direttore di gara Alfano.
Nuccio. Lovasco. 60°. Un'ora di gioco esatta. 10 alla fine, come già detto. Ferraro. Vediamo dove va Ferraro. La Barbera. Troppe giocatore lì, non può uscire, forza troppo la manovra offensiva. Ora Sciarabba contro Alfano. Segna Sciarabba, segna l'Autonomo Marinello. Gol della bandiera, gol dell'11 su un errore in fase di uscita. Sbaglia qui il Cus, vuole troppo su un dribbling, una zona dove non andrebbe pensato questa giocata. C'è però fuori gioco, rete non convalidata, non viene concessa la gioca del gol al ragazzo in maglia numero 11. Aveva richiesto all'assistente dell'arbitro che sta per arrivare. Voleva il gol, Sciarabba, non gli viene convalidato. Nell'1 contro 1 contro Alfano, partita in posizione di fuorigioco. Ha rischiato tanto qui la Barbera. Ho 3 uomini in Autonomo Marineo. Sciarabba la solita parte in missione regolare contro Alfano e questa volta non glielo può togliere nessuno. Arrivata il gol di Sciarabba, viene convalidata la rete dell'Autonomo Marineo. Sciarabba trova il gol. Qualche minuto fa sull'azione precedente aveva trovato il gol ma annullato per fuorigioco. Ed è quella che arriva la firma, tanto cercata dall'11 dell'Autonomo Marineo mentre portavano 3 uomini in avanti. Gol della bandiera. Non porta il clean sheet Alfano, unica macchia di questa partita del Cus, possiamo chiamarla così. 6-1, 5 gol di distanza, ci sono però diciamo, c'è poco da lamentarsi nei ragazzi del Cus Palermo. 6-1, gol di Sciarabba. La Barbera. Nuccio. Lovasco. Gioca e va a trovare Fabio Amato. Aprendo da Samuele Cinefra. Cinefra contro Sciarabba, passa ancora bene Cinefra che sbaglia il tocco successivo per andare a cercare Nuzzo, ma se la va a riprendere ancora. Cinefra, troppo irruento nel mettere il corpo, fallo segnato dal signor Licari. Giallo per Cinefra, giallo un po' ingenuo. Giallo un po' ingenuo, rimandato da Cinefra. Nuzzo Cinefra, ancora Nuzzo, autore dell'ultimo gol trovato dal Cus Palermo. Amato apre bene così a dettare le diagonali in mezzo al campo. Pollara non può andare in avanti, si gira, punta e gioca bene da Fabio Amato. Anticipato però sull'arrivo di Sorrentino. Sciarabba. Poi al 17 Lovasco, chiuso. Fuori gioco di Lovasco. La palla arriva all'Oratorio Marineo. 6 minuti alla fine. 6-1 per il Cus, che resta ancora stabilmente secondo in classifica a un punto dal Palermo. È un duello a distanza che si manterrà fino alla fine del campionato. C'è da dire che con quello scontro diretto perso contro il Palermo è questo il destino che incontrerà il Cus per le restanti partite. Quando mancano altre 4 partite al termine del campionato. Sorrentino ci tiene a regalarsi un gol
il giorno successivo al suo compleanno. Sorrentino, calcio in porta, ed eccolo che arriva, si autoregala un gol Sorrentino, il gol del 7-1 per il CUS. CUS Palermo 7, Oratorio Marineo 1, ha segnato Sorrentino, un gol tanto cercato, finalmente trovato dal 20 del CUS Palermo. 7-1, CUS a 5 dalla fine, continua a segnare, allungare la differenza reti. Sette a 1 CUS. Gestione Oratorio Marineo. Quando mancano pochi minuti al termine, 4:30 al 70°. Di testa colpisce Ferraro. Sciarabato è l'unico gol segnato all'Oratorio Marineo. Destro dalla distanza, Murato, tanti lì e la Barbera va a toglierla da una situazione non semplice, una situazione di traffico in mezzo al campo. Bene, qui il CUS ancora continua a passare, palla al piede. Una leggera spinta, una rimessa laterale per il CUS. Nuzzo, la Barbera. Ora Nuccio trova Sorrentino, tra l'ultimo gol del settimo trovato dal CUS. La Barbera. Destro in avanti, colpo di testa all'Oratorio Marineo ad allontanare. Non se la fa a riprendere ancora Badaiacca. Raddoppiato, messo giù, con fallo, commesso da Sorrentino, calcio di punizione, fallo commesso da Sorrentino su Badaiacca e calcio punizione bianconera per l'Oratorio Marineo. Tre alla fine. Lancio profondo, buono l'invito al gol di Sciarabba, colpisce la traversa, poi sulla ribattuta arriva il gol del 7-2, grandissima palla messa in mezzo da Badaiacca. Sciarabba colpisce di testa sull'invito al gol del suo numero 7 e poi ribattuta in rete del 7-2. CUS Palermo 7, Oratorio Marineo 2. Convalidato il gol, sembra essere convalidato. Vedremo se assegna il gol o se assegna fallo in attacco. Nel calcio di punizione, fallo in attacco, non viene convalidato il gol dell'Oratorio Marineo. Carica il portiere, fallo su Alfano. Sappiamo quanto sia tutelato il ruolo del portiere nel gioco del calcio. (68-2 alla fine). Amato. Fabio Amato. Palla dentro, scaccia noce. Pollara. Vuole passare ancora, Biagio Pollara, risalta 2, Pollara! Accorcia le distanze, invetta la classifica bomber, un'altra volta Biagio Pollara, 8-1. Doppietta di Pollarda subentrato. 8-1 per il CUS. Altro gol di Biagio Pollara, soltanto un gol di differenza con l'avversario, invetta la classifica capocannoniere della Polisportiva Gonzaga. E mancano 4 alla fine, ci sarà un bel duello a distanza. 8-1. Poco più di un minuto alla fine. Gestione giro palla Oratorio Marineo. Pollara. La Barbera. Ora Ferraro. Gestione giro palla CUS Palermo. Pollara, l'uomo dietro. Deve scaricare. Invece si gira e continua a puntare ancora Biagio Pollara, trovando un contrasto su di lui. La palla ritorna per il Marineo. Con Lovasco voleva strappare. Qualche secondo alla fine, qualche secondo al triplice fischio dell'arbitro. Pollara fa correre bene Scaccianoce, ha colpito un palo Riccardo Scaccianoce in questo secondo tempo al suo ingresso in campo, un palo pieno su cui poi è nata l'occasione del gol qualche minuto dopo.
Cinefra, calcio in porta, Cinefra! Ed eccolo, un gol di Cinefra, un gol che serve per il morale del giocatore. Trova il gol del 9-1, forse addirittura sull'ultima palla di questo secondo tempo. Botta violenta sul secondo palo dalla lunga distanza, ha segnato il 9-1 Samuele Cinefra. 9-1 del CUS, gol di Cinefra. Mentre può bastare così, era l'ultima palla della partita, l'aerogol di Cinefra. Finisce sul 9-1 per il CUS che resta ancora attaccato al Palermo, solo un punto di differenza. Finisce così questa nostra prima partita sui nostri schermi, sulle TV La Voce del Campo. Il CUS vince e convince. Un saluto, vi auguro una buona domenica, vi invito anzi a restare in mia compagnia all'ora 11:45 calcio d'inizio tra CUS Palermo e Sport Palermo. Un saluto alla prossima, Filippo Alonge, grazie sempre.